Acchiappa l'idea! Oggi vediamo assieme come fare una statuina per presepe. Bentornati amici ed amiche in questo nuovo video di Acchiappa l'idea. Oggi vediamo assieme come ho provato a realizzare in queste settimane le statuine per presepe. Premetto che è una cosa dove non sono così esperto. Adesso ho ottenuto risultati che a mio avviso sono accettabili e quindi vi spiego un po' come ho fatto questa cosa, ma appunto bisogna continuare a lavorarci e a sperimentare, perché sicuramente si può magari semplificare ulteriormente il procedimento e ottenere dei risultati migliori. Ma prima di partire con la spiegazione e capire quali sono i materiali che andremo a utilizzare, scheda progetto, grado di difficoltà 4 su 5, tempo necessario 3 su 5, costo del progetto 1 su 5. Bene, allora adesso vi faccio vedere quelle che sono le statuine che ho realizzato in queste settimane. Vedete, sono statuine che hanno i vestiti fatti di stoffa e il volto che invece è stato da me modellato. Allora, con che cosa ho ottenuto il volto? Per fare il volto ho utilizzato questi due materiali qui, che sono due paste modellabili. Questa è sostanzialmente un'argilla che però è già color terracotta e mi sono illuso che non andasse cotta, invece probabilmente andrebbe cotta e quindi non è particolarmente resistente una volta che si asciuga. Oppure quest'altra pasta qua che è sostanzialmente del DAS e che però è bianco, come vedete. Ma in realtà non è che ti si renda conto molto della differenza, perché questo è fatto con la terracotta, quindi di base sotto è rosso, diciamo, come vedete qua da sotto i piedi si vede ancora che è fatto con la pasta rossa, mentre invece questa è fatta con la pasta bianca e poi dopo viene colorato. Quindi se devo consigliarvi quale dei due utilizzare, in questo momento preferisco qua il DAS, sostanzialmente quella pasta bianca, quindi in questo video utilizzerò questo. Come volti probabilmente il più facile è quello dell'uomo barbuto, perché avere la barba maschera abbastanza la fisionomia della faccia e quindi si riesce a ottenere un risultato che è abbastanza soddisfacente senza essere dei professionisti. Quindi faremo un uomo barbuto in questo video, che è il più facile secondo me. Dopo aver scelto quello che è il materiale con il quale andiamo a costruire le mani, i piedi e il volto della nostra statuina, dobbiamo capire quanto grandi dobbiamo farle, nel senso che se vogliamo ottenere una statuina da 15 cm, quanto deve essere la testa? Bene, allora approfondendo un po' la questione, facendo una serie di prove, ho trovato questa immagine qui su internet e questa immagine ci rappresenta come un adulto ha il volto, cioè partendo dal mento fino alla testa, che è 1/8 del corpo. Quindi una statuina da 16 cm avrà un volto che sarà circa, direi, 1/8, quindi 1/8 di 16 è 2. Le mani, se le mettiamo attaccate alla faccia, sono grandi quasi quanto la testa. Quindi se la testa è 2 cm, la mano deve essere 1,5 cm, da qui a qui. Il piede idem, un pochino più lungo se lo mettiamo dentro uno stivale. Per fare le statuine dovremmo andare a realizzarci un paio di piedi, un paio di mani e una testa. Adesso lo vediamo insieme. Una volta che saranno asciugate, poi dopo faremo la struttura del corpo e la andremo a ricoprire con la stoffa. Allora, questi qua sono degli strumentini, useremo alcuni di questi per aiutarci a modellare, però se non avete questi van bene anche degli stecchini, van bene anche le lame da bisturi se avete queste, van bene degli stuzzicadenti, le punte delle matite. Abbiamo detto che facciamo magari una statuina alta 16 cm giù di lì, quindi la faccia, cioè dal mento alla testa, dovrà essere 2. Partiamo prendendo un pezzettino qua della nostra pasta e iniziamo a
modellarla. Allora, questa è già troppo grande, perché questa è circa 2,5. Allora con questa cosa qui andiamo a creare un volto che abbia già il collo. La cosa migliore è ispirarsi a una statuina che avete già, oppure a voi, nel senso prendere ispirazione su quello che è il vostro corpo. Se si secca un pochino la pasta, bisogna usare un pochino d'acqua, andando a inumidirla leggermente. Controlliamo le dimensioni, al momento è 2,5, però qua ci sarà anche la barba, quindi secondo me è abbastanza proporzionata la faccenda. Ora andiamo a creare gli occhi, quindi a fare un incavo fatto tipo in questa maniera qui. Circa metà della testa, e poi lì al centro andiamo a scavare una specie di naso. Se ti sembra che dei punti abbiano poco materiale, glielo possiamo anche aggiungere, tipo qui sulle guance, mi sembrava fosse un po' troppo magro. Gli occhi sono un aspetto abbastanza complicato qua della faccenda, e il modo migliore che ho trovato fino adesso è di farli un po' paciugati, in modo che poi dopo col colore si risolva abbastanza da sola questa cosa. Per fare la barba possiamo aggiungere del materiale un po' in più, che poi dopo andremo a incidere un pochino con una punta, in modo da appunto rendere l'effetto barba, tipo questo. Ecco fatto, sono abbastanza soddisfatto. Adesso come ultima cosa andiamo a pareggiare un attimo qua sotto la testa, e prima di metterlo ad asciugare gli facciamo un buchino, in modo che dopo sfruttiamo questo buchino per fissare la testa poi al resto della struttura. Adesso proseguo facendo le mani e i piedi. I piedi, dato che per questo progetto li mettiamo nello scarpone, sono decisamente più facili. La testa ci vuole un po' di più che si asciughi, però i piedi sono già asciutti, come sono già pronte anche le due manine. Questa mi è venuta un pochino meglio di questa qua, contate però comunque che il petto sarà grande e non è che si vedano così tanti dettagli. L'importante è che le cose siano proporzionate. Per colorarle utilizzo degli acrilici, gli stessi che uso anche in tutti gli altri progetti. In particolare qua per fare il color carne utilizzerò questo, che è un giallo Napoli, si chiama così, e un pochino di questo qua che è un terra di siena bruciata. Quindi questo è una specie di rosso che ricorda un po' il colore della terracotta, e questo qui che è appunto un color carne chiaro che andiamo un attimo appunto a inscurire utilizzando il colore qua terracotta, fino a ottenere un colore che può essere quello della pelle di una persona che sta abbastanza al sole. Per i piedi invece utilizzeremo un marrone.
abbastanza soddisfatto del risultato. Qua abbiamo i nostri due piedi, poi le nostre due mani e la testa. Vedete che gli occhi non li ho neanche disegnati, semplicemente sono lì nell'ombra, ma tutto sommato mi sembra che possa andare bene. Quindi adesso andiamo a realizzare il corpo. Per fare la struttura del corpo utilizzerò prevalentemente del cartone, del fil di ferro, dello scotch di carta e la colla a caldo. Quindi vado a crearmi un blocco di cartone al quale attacco poi del fil di ferro per fissare le varie parti. Gli do una forma un po' approssimativa e poi dopo successivamente lo si va a ricoprire con della stoffa. A un certo punto saremo soddisfatti delle proporzioni che abbiamo dato. Al momento i pezzi sono ancora staccati, qua mi si è rotto un pezzettino del polso, quindi non ci sarà molto margine poi per incollare. Andiamo a incollare con la colla a caldo tutte le varie estremità, in realtà la testa no, che la inseriremo poi dopo, una volta che abbiamo fatto con le stoffe, perché è un po' più comodo. Quindi andiamo a incollare la manina, i piedini e anche quest'altra manina qua. Bene, abbiamo quindi incollato i pezzi e sono abbastanza solidi. La statuina in realtà è venuta circa 17 cm, però dai, direi che ci può stare. E la testa è 2,5 cm circa, quindi mi sembra abbastanza proporzionata. Vado a creare un pochino il braccio, lo si potrebbe fare con del giornale, con della carta igienica. Bisogna semplicemente fare un bidolo qua intorno e poi volendo si va un attimo anche a sagomare la zona qua della pancia, del corpo, per dargli un pochino di grossezza, tanto poi lo andremo a ricoprire con le stoffe. Vedete che ho iniziato a produrre qua il vestito. Avrà una tunica fatta di questo tessuto qui molto grezzo e poi un mantello fatto invece con quest'altro marrone. Quindi per le maniche ho fatto questi bidoli, li ho saldati un po' con la colla a caldo e vanno infilati uno di qua così e uno di qua. Quest'altro ho fatto questi tagli qui in modo da poter sagomare poi la manica sopra al braccio. Per fare il grosso della tunica faccio una stoffa che faccia così, si incastri qui nel buchino, il perno sporga e la vado a chiudere poi lateralmente. Vedete come ho ottenuto qua la tunica. Adesso vado a fissare questo cordino come fosse una cintura qua all'altezza della vita. Poi dopo dietro adesso ci vado a posizionare poi il mantello una volta che ho fissato la testa al suo posto, perché il mantello ci aiuta a coprire qua la parte della testa dove si congiunge con il corpo e a nascondere la giunzione. Bene, e questa qui è la statuina completa. Sono abbastanza soddisfatto, è appunto un progetto un po' complicato, però tutto sommato è venuto abbastanza bene. Bene, e per questo video è tutto. Voi avete mai provato a fare delle statuine? Fatemi sapere se lo avete fatto qua sotto nei commenti o se avete dei consigli e dei suggerimenti per migliorare la tecnica. Noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!